Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Picco di caldo in Sicilia con le temperature che resteranno sopra la media anche per i prossimi giorni, ma a Catania l'AFA non spaventa. Lavori e caos sulla A19 con chilometri di file, l'ira di Schifani che chiede la testa dei vertici regionali di ANAS. Parte da Cannes l'inchiesta sul giro di favori che ha coinvolto il presidente dell'Arse Galvagno e la sua portavoce Sabina De Capitani, inchiesta destinata ad allargarsi. Stop all'assegno di inclusione che ha sostituito il reddito di cittadinanza, ma la misura può essere rinnovata per altri 12 mesi. Un giovane medico nisseno nell'equipe che ha realizzato il primo intervento di telechirurgia in Europa, operato a distanza un paziente affetto da tumore. Entusiasmo alle stelle a Messina per Cesare Cremonini. Ieri sera 40.000 spettatori per 2 ore e mezzo di show dell'artista bolognese che ha proposto un mix fra grandi classici e nuovi successi. Il nuovo Palermo di Pippo Inzaghi vicino agli ingaggi di Elia Augello nel Catania, Castellini vicinissimo al Mantova, il DS Pastore lavora per rafforzare la squadra ma anche per ridurre l'organico. Dunque caldo e afa. Catania e Palermo sono da bollino rosso con temperature roventi che proseguiranno anche nei prossimi giorni, ma nella città etnea nessuno teme il sole a picco. Adelaide Barbagallo. Il solleone, le temperature roventi, l'allerta della protezione civile con Catania e Palermo da bollino rosso non scoraggiano turisti e siciliani. Sul lungomare della città dell'elefante gli stacanovisti del fitness. Vado a mare ora, però sono uscito dalla palestra, quindi ho fatto un po' di tutto. È estate, si esce, no? Si va a mare e adesso sto andando a mare, anche con la bici. Quindi mobilità sostenibile, non inquiniamo e ci si diverte allo stesso tempo, ci si rilassa. In piazza Franco Battiato una gara nazionale di freestyle skate, ragazzini si cimentano dopo un anno di preparazione. Bici, corse, passeggiate veloci, il caldo non scoraggia. Non temete le temperature torride dei 38-40 gradi che si prevedono? Li temiamo, ma per le passeggiate a lungomare sono sempre piacevoli. Dal lungomare alla spiaggia nera di San Giovanni Licuti il passo è breve, solarium o scogli, il tuffo in acqua qui è a costo zero. Qua in questo momento si respira benissimo e questo è il posto più bello di Catania. Per rinfrescarsi una granita rigorosamente classica. Pistacchio e mandorla. Anche leggere sotto l'ombrellone può essere una buona soluzione, poi il classico tuffo al mare. Il caldo comunque nei prossimi giorni non mollerà la presa. È prevista un'ulteriore pulsazione che farà aumentare le temperature fino a 38-40 gradi. Very good. Thanks a lot. Thanks a lot. And where are you from? Catania. Catania, bravo. Do you want to come with us? Yes. Come on. Sotto il sole, diriccione, così mi prendo. E ancora una domenica di caldo e disagi sulla A19, la Palermo-Catania, acceso botta e risposta tra il governatore Schifani e l'ANAS. Sentiamo Marco Gullà. Polemiche, accuse, botta risposta tra il presidente della regione Renato Schifani e ANAS con il governatore che fino a ieri ha chiesto la rimozione dei vertici regionali dell'azienda nazionale autonoma delle strade statali. Una profonda irritazione da parte del presidente della regione per l'atteggiamento poco collaborativo di ANAS per la risoluzione dei disagi causati dai cantieri lungo la 19 tra Bagheria e Casteldaccia. E oggi per la quinta domenica consecutiva il traffico e i rallentamenti soffocano la Palermo-Catania. Code fino a 3 chilometri nel tratto compreso tra Bagheria e Casteldaccia in direzione Catania. Sotto il caldo afoso, tante le auto in fila. La congestione è dovuta al flusso intenso di veicoli in uscita da Palermo verso le località balneari. Una scena che si ripete, come vedete da queste immagini girate oggi. Nel corso di una riunione in prefettura, l'idea maturata per snellire il traffico era quella di introdurre un bypass direzione Palermo per alleggerire appunto il traffico al ritorno. Ma ANAS ha bocciato questa soluzione, irritando, e non poco, il governatore
governatore Schifani. Quindi anche oggi la situazione resterà tale a quella delle settimane addietro. I lavori proseguono, ma i disagi restano nonostante le rassicurazioni. ANAS ha rafforzato la presenza del proprio personale per gestire la viabilità e fornire assistenza agli automobilisti in difficoltà. Sono inoltre operativi presidi di soccorso meccanico lungo la tratta Palermo-Termini Imerese, attivabili in caso di necessità dalla sala operativa ANAS di Palermo. Sarà un'altra domenica di passione per tutti coloro che si avventureranno, è proprio il caso di dirlo, sulla 19. L'inchiesta sui contributi che coinvolge il presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, svela un meccanismo di favori che parte da un altro caso che fece scandalo, quello di Cannes. Sentiamo Luca Ciliberti. Il presidente dell'ARS riferirà all'Assemblea l'8 luglio su pressione di numerosi esponenti, soprattutto dell'opposizione, che chiedono di salvaguardare il Parlamento siciliano dall'inchiesta che ha coinvolto lo stesso Galvagno. Nelle carte anticipate da Repubblica svelate dalla Sicilia ci sono consulenze, contributi e relazioni che ruotano attorno allo stesso Gaetano Galvagno e al suo staff e pagate, secondo l'accusa, con i fondi a disposizione del presidente dell'Assemblea e di quelli inseriti nella legge finanziaria votata dal Parlamento siciliano. Galvagno, ed è questa l'ipotesi accusatoria, avrebbe agevolato alcuni imprenditori in cambio di utilità. Un ruolo chiave nell'inchiesta è quello della sua portavoce Sabrina De Capitani, braccio operativo del presidente che ambiva a controllare la Fondazione Federico II. Ed è proprio intercettando le sue conversazioni che i PM della Procura di Palermo hanno scoperchiato un vaso di Pandora. Accanto alla De Capitani, indagata, sembra avere un ruolo importante anche Marcella Cannariato, moglie dell'imprenditore Tommaso Dragotto, vicepresidente dell'associazione organizzatrice di numerosi eventi benefici finanziati con migliaia di euro di fondi pubblici. Anche lei è tra gli indagati. L'inchiesta vede coinvolte 9 persone in tutto, ipotizza reati di corruzione e peculato. A quanto pare le indagini sono partite dallo scandalo su Cannes, quando l'assessorato regionale al turismo stanziò quasi 4 milioni di euro per una mostra fotografica Sicily Woman and Cinema organizzata dalla società lussemburghese Absolute Blue. Per questa stessa società lavorava Sabrina De Capitani come responsabile dei clienti più importanti. Poco dopo però De Capitani divenne la portavoce del presidente Galvagno. Nelle carte dei magistrati c'è un importante omissis, un certo uomo 6 che avrebbe raccomandato un'altra delle indagate per aver ricevuto 2 incarichi. Galvagno, che già all'inizio di gennaio aveva chiesto di essere sentito dai magistrati, è stato interrogato 20 giorni fa rigettando ogni addebito, mentre la sua portavoce Sabrina De Capitani si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Ma l'inchiesta, dopo gli interrogatori di queste settimane, sembra già destinata ad allargarsi. Finanziare il ponte sullo Stretto anche con i soldi per il riarmo, lo ha sostenuto il generale Vannacci, eurodeputato eletto nella lista della Lega da indipendente, nel corso della trasmissione Il Punto. Sentiamo Manlio Viola. Il ponte sullo Stretto come infrastruttura strategica anche sul fronte militare per garantire la sicurezza dell'Europa da nord a sud. Il generale Roberto Vannacci, oggi eurodeputato, ospite in collegamento con Il Punto, ribadisce l'importanza dell'infrastruttura anche da un punto di vista militare oltre che civile. La mobilità militare fonda il suo principio su quella serie di infrastrutture, di predisposizioni, di capacità che servono per spostare uomini, mezzi, equipaggiamenti da un punto all'altro dell'Europa senza alcun limite. Un dato rilevante, perché questo consentirà, secondo il deputato europeo, di usare per il ponte anche i fondi che l'Europa sta stanziando per il riarmo e la difesa. Il fatto che ci sia una infrastruttura che colleghi la Sicilia con il resto d'Europa e che faciliti lo spostamento di armi, mezzi ed equipaggiamenti via ordinaria verso tutti i confini europei è anche una infrastruttura sensibile e importante da un punto di vista della sicurezza e della difesa. E quindi è anche giusto che ci siano dei fondi che provengono da quei capitoli per finanziare quest'opera. I prossimi passi saranno quelli per l'Italia di ottenere una parte proprio di quei fondi. Sarà erogato domani l'ultimo pagamento dell'ADI, l'assegno di inclusione che ha sostituito il reddito di cittadinanza. Dal 1° luglio bisognerà presentare una nuova domanda di sussidio. Manlio Viola. Stop all'assegno di inclusione, il cosiddetto ADI, ovvero la misura che ha sostituito per una platea comunque meno vasta il soppresso reddito di cittadinanza. Domani l'INPS pagherà l'ultima delle 18 mensilità previste per legge. Naturalmente lo stop riguarda coloro i quali percepiscono l'ADI da gennaio 2024. Si tratta in Sicilia della più ampia platea di percettori. Lo stop però non è definitivo, la legge prevede la possibilità di rinnovare la misura per ulteriori 12 mesi e senza il mese di stop previsto in precedenza dal reddito di
cittadinanza. Dopo l'ultimo pagamento nella giornata di domani, dal 1 luglio aprono i termini per presentare le domande di rinnovo. L'INPS invierà un SMS ai beneficiari che raggiungono il termine dei 18 mesi con le indicazioni per presentare la nuova domanda. La procedura per il rinnovo è più semplice rispetto a quella iniziale di attivazione. I nuclei familiari rimasti invariati nella loro composizione non dovranno iscriversi nuovamente alla piattaforma dedicata del Ministero del Lavoro né sottoscrivere un nuovo patto di attivazione. Il modello di domanda è rimasto invariato e potrà essere presentato da qualsiasi componente maggiorenne del nucleo familiare. In caso di variazioni dello stesso nucleo, invece, bisognerà rifare le procedure iniziali per intero. Come è avvenuto un anno e mezzo fa, sono attese code ai CAF, agli sportelli INPS, negli uffici comunali dei servizi sociali e a tutti gli uffici abilitati per aiutare i percettori che non riescano a completare le procedure autonomamente online. I finanzieri di Catania hanno sequestrato in 2 diverse operazioni 12 kg di marijuana skunk, un tipo di cannabis con un principio attivo molto più elevato rispetto a quella tradizionale. I militari hanno individuato 2 consegne con corrieri provenienti dall'estero. In una di queste la droga era nascosta in uno scaldabagno. Un giovane medico nisseno è stato tra i protagonisti del primo intervento di telechirurgia in Europa. L'equipe ha operato a distanza un paziente affetto da tumore. Sentiamo Rita Cinardi. Tecnologia robotica al servizio della medicina è uno degli ambiti su cui sta scommettendo la chirurgia in Italia e nel mondo, e alla quale si sta dedicando Enrico Vecchio, giovane medico nisseno di 29 anni in formazione specialistica in urologia, che attualmente sta perfezionando i suoi studi in Belgio, ed è stato qui che qualche giorno fa ha preso parte al primo intervento in Europa di telechirurgia a distanza tra l'Orsi Academy e l'Azorg Hospital, 2 centri di eccellenza nell'ambito della chirurgia urologica. Il paziente, un uomo con un tumore alla prostata, è stato sottoposto ad un intervento di prostatectomia radicale all'Azorg Hospital, mentre l'equipe, diretta dal professore Alexander Motry, si trovava a 20 km di distanza, e da lì il chirurgo manovrava la console che dava i comandi alle braccia meccaniche in azione sul paziente. Con la chirurgia robotica abbiamo la possibilità di trattare i nostri pazienti con una tecnica estremamente mini-invasiva. Con la possibilità di fare 4 piccole incisioni possiamo raggiungere gli organi che devono essere trattati. Nell'ambito urologico abbiamo le patologie della prostata, del rene, della vescica che possono essere trattate in maniera mini-invasiva. Con la possibilità di utilizzare la chirurgia robotica si aggiunge anche quella della telemedicina o telechirurgia. È un ambito nuovo, sperimentale, dove c'è la possibilità di operare i pazienti che sono anche a migliaia di chilometri di distanza da dove si trova il chirurgo. Cure a distanza dunque anche per chi non potrà permettersi di fare migliaia di chilometri per potersi sottoporre ad un intervento nei centri specializzati. Questo il principale obiettivo della telechirurgia, ormai vera e propria scommessa del futuro. La Regione garantisce il latte vaccino siciliano, lo fa attraverso il marchio di qualità sicura che valorizza le eccellenze del territorio. È come un sigillo che racconta la Sicilia migliore, quella che dell'attenzione per il benessere animale, della trasparenza nei processi produttivi e della sostenibilità economica e ambientale ha fatto la sua bandiera. La Regione siciliana ha istituito per latte e derivati vaccini di eccellenza un disciplinare tecnico con regole chiare e criteri misurabili, contrassegnato dal marchio QS, qualità sicura. Si tratta di un'etichetta che certifica un latte vaccino 100% siciliano, tracciato, verificato e garantito dal pascolo alla tavola. Tra le regole base da seguire, ad esempio, il benessere animale, con una gestione igienico-sanitario rigorosa e almeno il 50% dell'alimentazione delle bovine costituito da foraggi coltivati in Sicilia. Noi pensiamo di dare valore a tutta la filiera partendo dal produttore, quindi dare più reddito al produttore con un premio sulla qualità del prodotto e cercare di migliorare tutta la filiera per dare un posizionamento e quindi un valore aggiuntivo al prodotto finale. L'obiettivo è anche quello di conquistare spazio sul mercato delle vendite dei prodotti lattiero-caseari attraverso una filiera differenziata, appunto, e certificata con il marchio Qualità Sicilia. L'iniziativa già copre circa 15 milioni di litri di latte siciliano e vede coinvolte 12 aziende agricole e 4 caseifici, esempio di come l'isola crea sistema, producendo in modo etico. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità e poi torniamo per parlare di Etne e anche del concerto di Cesare Cremonini. A tra poco.
L'Etna visto dal di dentro. Uno studio dell'Università di Padova ci racconta il vulcano grazie ad una specie di tacche che ha trovato il suo cuore di magma. Orazio Longo. C'è interazione tra i processi magmatici e le attività di faglia, lo dice uno studio dell'Università di Padova in collaborazione con l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania, coordinato da Gianmarco Del Piccolo e Emanuele Faccenda e pubblicato su Communication Earth Environment. Lo studio, che ha avuto come fine quello di proporre un metodo per ricostruire tridimensionalmente il campo di sforzo a partire dai dati sismici, mette in evidenza come sotto la superficie dell'Etna si nasconda una rete di fratture lunga chilometri e piena di magma, cuore nascosto del vulcano osservato nel dettaglio grazie a una specie di tac fatta con le onde sismiche. Le faglie possono svolgere un ruolo chiave nel dirigere il flusso di magma, controllare la posizione delle bocche eruttive e influenzare i rischi vulcanici come l'instabilità dei versanti e il crollo dell'edificio, scrivono i due studiosi. A emergere è la presenza di un corpo di dicchi verticali, ossia di fratture riempite di magma, che si estende tra i 6 e i 16 km di profondità, formando una rete a raggiera che agisce come sistema di vie preferenziali per la risalita del magma. L'aspetto interessante, spiega Del Piccolo, è che il centro di questa rete non è al di sotto della cima dell'Etna, ma è spostata a sud-est. Sono stati analizzati circa 15.000 terremoti avvenuti tra il 2002 e il 2021. Questo metodo potrebbe avere, secondo Emanuele Faccenda, coordinatore della ricerca, un impatto significativo sulla predicibilità delle migrazioni di magma e fluidi in vari ambienti crostali, inclusi campi geotermici e petroliferi. Siamo adesso agli spettacoli con il viaggio di Cesare Cremonini, che è approdato in Sicilia ieri sera a Messina a 40.000 spettatori per oltre 2 ore di show. Francesco Triolo. Da Capo d'Orlando, il primo live nel 2000, a Messina, un viaggio lungo 25 anni, quello di Cesare Cremonini, attraverso le sue diverse anime, da quella rock a quella passionale, l'amore come filo conduttore, dai vecchi successi ai nuovi. Ieri sera, davanti ai 40.000 che hanno riempito Stadio Francoscoglio, il cantautore bolognese ha spogliato la sua anima, tra paillette, giochi d'artificio, scintillini. Partiti dall'Alaska è stato un percorso a tutta velocità sino a quel buon viaggio, diventato manifesto della condivisione. Quindi la parte più introspettiva, al piano, vicina al pubblico. Capirai che il cielo è bello perché in fondo fa da tetto a un mondo pieno di paure e lacrime e piangerai, oh, altro che 2 ore e mezzo di scaletta senza pause, con i successi più noti che hanno trascinato i suoi fans: Mondo, Logico, Grey Goose. Il finale da brividi, prima 50 special, l'inno di una generazione, poi marmellata, poetica, nessuno vuole essere Robin, un giorno migliore per il saluto alla Sicilia. Grandi emozioni, ci fermiamo adesso, c'è un'altra pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. E siamo al calcio, il nuovo Palermo di Inzaghi prende forma, vediamo i nomi in entrata nel servizio di Marco Gullà. Dall'ufficialità dell'ingaggio di Pippo Inzaghi al bagno di folla per la presentazione del neoallenatore rosanero e infine lo svelamento delle nuove maglie davanti ai 50.000 del Foro Italico in occasione del concertone. Per il Palermo si conclude una settimana decisamente positiva che ha sancito la pace con i propri tifosi dopo le polemiche della scorsa stagione. Si riparte e da domani il direttore sportivo Carlo Osti tornerà al lavoro per definire diverse trattative in entrata già in fase avanzata. Innanzitutto Salvatore Elia dallo Spezia, il laterale
laterale ha detto sì ai rosanero. L'offerta del Palermo ammonta 1,2 milioni, mentre i liguri ne richiedono 1,5 più bonus. Tale differenza potrebbe essere colmata all'inizio della settimana, quando Elia incontrerà i dirigenti dello Spezia per ribadire la sua volontà di trasferirsi a Palermo. Nei prossimi giorni è attesa anche la conclusione positiva per Augello e Palumbo. Per il primo svincolato, l'accordo dovrebbe concretizzarsi rapidamente con un contratto biennale e opzione per il terzo anno. L'arrivo del fantasista proveniente dal Modena dovrebbe invece definirsi nei primi giorni dopo l'apertura del mercato. Anche in questo caso le parti sono sostanzialmente d'accordo su tutti gli aspetti, con un trasferimento previsto intorno a 1,5 milioni di euro più il cartellino di Saric, valutato circa 1 milione. Nodo portiere per Audero, trattativa in salita, il Palermo sta comunque monitorando Klinsmann del Cesena, in uscita di Mariano, su di lui Bari e Pescara. E anche le altre siciliane di C definiscono in queste ore le strategie di mercato. Francesco Triolo. È il momento di stringere. Il dialogo tra il direttore sportivo Ivano Pastore e l'allenatore Mimmo Toscano si fa sempre più intenso e l'obiettivo è quello di arrivare ad avere entro il ritiro di Norcia una rosa quanto più definitiva possibile, soprattutto un organico il più possibile alleggerito dal peso degli esuberi. In uscita ci sono diversi giocatori, Marsura, Costantino, Peralta, D'André, Popovic ad esempio, ma anche Gega, Luperini, De Rosa e Montalto. Poi c'è da verificare la posizione di Cianci, per il quale ancora non risulterebbe il riscatto da parte della Ternana, quindi il nodo Cicerelli, non riscattato dagli umbri e che alla fine potrebbe anche rimanere. Quasi definita invece la cessione di Castellini al Mantova in Serie B, per lui formula con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. In entrata il nome caldo sul mercato è quello del giovane difensore del Cesena Simone Pieraccini. Il Catania ha tentato di portare il rossazzurro già a gennaio, adesso ci riprova, conferme arrivano anche dall'Emilia, si lavora per una cessione in prestito del difensore. A Siracusa, definita la prosecuzione con il tecnico Marco Turati, si attende adesso il rientro in città del presidente Alessandro Ricci per dare seguito ai colloqui sulla programmazione tra l'allenatore e il DG Guglielmino. Da ufficializzare anche il nome del nuovo direttore sportivo con Antonello Lanerin Pol. Sul fronte giocatori, probabile una rivoluzione. A Trapani il presidente Antonini ha chiuso un altro acquisto, si tratta di Franco Vasquez, attaccante argentino nell'ultima stagione al Monopoli. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. La punta ha già giocato in Sicilia, a Troina e Siracusa. Sfortunate le due squadre catanesi di beach soccer impegnate in Coppa Italia a San Benedetto del Tronto. Il Catania Beach Soccer è stato sconfitto in semifinale da Viareggio con il punteggio di 6-5. Stesso finale per il We Beach che si è dovuto arrendere al Napoli. Le due squadre tenesi si ritroveranno di fronte oggi pomeriggio alle 18:30 per la finale valida per il terzo e quarto posto. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a tutti una buona domenica.